Grazie, Stefa. Basta, grazie. Prego. Ecco perché sei così pallida. Non mangi niente. Su, ti prego, mangia. La testa un po' più a sinistra, eh? A sinistra. Ecco, sei bellissima. Metti le mani una sull'altra, brava, con naturalezza, eh? Va bene così? Sì, ecco, non muoverti, eh? E non fare quel muso. Ascolta solo quello che dice suo padre. Io è come se parlassi al vento. Scusi un attimo. Foto d'arte. Sorridi, non muoverti, eh? Un bel sorriso. Conto fino a 3. 1, 2, 3. Ma non fare quella faccia. Non sei mica dal dentista. Scusi, signora Davidovich, non la distragga. Scusi lei. Sì, fino alle 12. E nel pomeriggio dalle 3 alle 20. Sì. Sì, certo. Sì, d'accordo. Bene, arrivederci. Ah, questi sono i suoi ragazzi. Sono diventati dei giovanotti ormai. Già, anche se è una femminuccia non mi dispiacerebbe adesso. Quando saranno pronte le fotografie? Beh, fra una settimana. Ma sarete già in vacanza, no? No. Andrete all'estero anche quest'anno? Non credo, sa. Con questo gran parlare di guerra c'è poco da stare allegri. Sì. Lo ha detto anche suo marito. Quando ha parlato con mio marito, mi scusi? È stato qui una volta. Eric, avete finito? Sì, tutto fatto. Puoi alzarti, Janina. Grazie. Vedrà che belle fotografie, signore. Sono da regalare ai nonni per il loro anniversario. La signora diceva che si fa un gran parlare di guerra. Sì, ma la gente parla a vanvera. Mio padre era tedesco, ma io sono polacco fino in fondo. Se dovessero attaccarci, siamo pronti a riceverli. È quello che dice anche mio marito. Sei contenta di andare in vacanza? Quest'anno abbiamo deciso di mandarla in campagna dalla signora Volska, insieme a Stefa. Credo che le farà bene. È da un po' di tempo che è sempre così pallida. Ah, cara, sei così graziosa. Sai, piacerebbe anche a me una bambina come te. Nina! Nina! Nina, vieni qui! Vieni! Nina! No, non puoi andare! Perché, Stefa? Si può sapere? Perché tu al pomeriggio devi dormire. Ma perché non posso? Perché sei ancora un po' debole. Nina può venire con noi allo stagno delle rane. Non adesso, tra un'ora forse. Cosa aspetti? Vattene? Va bene. Tiro più lontano io! Ma adesso ho tirato più lontano io. Ho Una piantato, volta. non mi fate scappare le rane. Cade! Nina! Ciao Nina, ti stavamo aspettando. Come mai così tardi? Sei sempre così noiosa. Puoi dirmi. Cosa faccio? Pigliamo le rane, poi gli facciamo fare un gran salto. Ah, non ne prenderete nessuna.
ci riuscirò mai. Perché? Non ti devi scoraggiare. Ti dà fastidio la musica? Beh, un pochino sì. È un film meraviglioso, fantastico. Tu l'hai visto? Sì, addirittura 2 volte. Tu non ancora? No, Ma come, se l'hanno visto tutti? io non sono mai stato al cinema. Io penso che sia il film più bello che sia mai stato fatto. Se vieni in città, ti prego, vieni a trovarci, Tadek. Mio padre ci porterà a vederlo. Mi prendi in giro? Come faccio a venire in città? Basta, ci rinuncio. Sai cosa? Se a fine settimana vengono qui i miei genitori, allora posso chiederlo a mio padre. Nina! Nina! È ora di andare a Nanna. E smettila di dire sempre a Nanna. Perché? Perché così si parla ai bebè e io non sono più un bebè. Se racconta a tua madre che sei così maleducata, vedrai come ti sgrida. Perché? Perché lasci sempre il mangiare nel piatto, ad esempio. Quando ci sono migliaia di bambini che non hanno niente. Tadek, su, forza, vattene. Sì. Sei fortunato che nessuno ti manda a letto. Nessuno si occupa di te, vero? Mhm. Anch'io non avevo nessuno. Domani giochiamo ancora insieme, va bene? D'accordo? Sì. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Tadek. A domani. A domani. Nina, basta adesso! Fammi vedere le mani, dai. Sporche come al solito. Ah. Quella è la Madonna? Sì, certamente. La mamma di Gesù bambino? Ma è una vergogna che tu sia così ignorante. Il bambino Gesù avrà anche un papà. E forse quel Gesù grande con il cuore che sanguina. Tesoro, un giorno ti dirò tutto del bambino Gesù. Non mi importa di quello che dirà tua madre. Maria Vergine, tu sei la madre mia, dopo Dio il mio unico conforto. Maria ausiliatrice. Amen. Nina! Dai, corri, i tuoi genitori ti stanno aspettando. Buongiorno! Buongiorno, mamma. Buongiorno. 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 Ciao, papà. Tesoro mio. Siediti adesso e mangia. Un po' di latte. Sì, prego. Grazie. Allora, mangi regolarmente a tutti i pasti? Grazie. Signora Volska? Insomma. Ah, Ma se scoppia di salute? ha le guance arrossate. Non hai appena tossito? Ma non era tosse, mi è andato qualcosa di traverso. Peccato che non possiamo passare le vacanze qui. Non sopporto le zanzare. Anche in Italia ci sono. Io non volevo andare in Italia, volevo andare in Svizzera. Comunque Mussolini ha sterminato le zanzare. Evviva Mussolini. Ah, non fare sempre lo spiritoso. Io vado a prendere del caffè. Se il mulino non fosse in una situazione così grave, potremmo passare le vacanze anche in Italia. Sono colpevole io del ristagno economico? Ah, stai zitto. In tutti gli anni in cui se ne è occupato mio padre non c'è mai stato ristagno economico, o sbaglio? Il ristagno. Ma lui pensava solo a lavorare, non correva come te dietro a tutte le sottane. Prendimi!
Papà, guarda che bell'albero. Mhm. Hai ragione, è proprio un bell'albero. Ideale per arrampicarsi. Già, e cosa aspetti a salirci? Hai giusto addosso il vestito della festa. Ti piacerebbe? Tanto sì. E allora su. Oh. Non essere incosciente, Marek. Finirà col farsi male. Ma guardali, non so proprio chi dei due è più bambino. Ancora. Più in alto. Ancora. Ancora. E cosa facciamo insieme oggi pomeriggio? Ci mettiamo sul sentiero di guerra. No, dopo mangiato andrà a riposare come al solito. Mamma, ti prego, poi non riesco a dormire la notte. No, ho detto di no. Papà, oggi può venire Tadek? Ma certo, se ti va. Ah, grazie. Oh, che bello. Meglio tornare indietro. Il pranzo sarà sicuramente in tavola a quest'ora. Va bene. Di un po', chi è questo Tadek? Un ragazzo qui del villaggio. È molto simpatico. Lo sai, papà, è più grande di me e non è mai stato al cinema. Ma non mi dire. Lo portiamo al cinema se lui viene a trovarci in città? Ma certo. A vedere Biancaneve. È il film più bello del mondo. Nina! Nina! Nina, sono venuti a prenderti. Stefa sta facendo le valigie. Devi tornare a casa, c'è la guerra. Sei sicuro? Sì, certo. E se la guerra durerà molto tempo, forse non ci vedremo neanche l'estate prossima. Oh, non sarà poi così terribile la guerra. Ne sono sicura. Volevo dirti una cosa. Ma tu mi prometti che non la racconterai a nessuno? Nemmeno ai tuoi genitori, a nessuno. A nessuno. No, non te la dico lo stesso. Per favore. Ti prego, dimmela. E va bene, te la dico. Tu mi devi promettere che da grande diventerai cattolica. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes de fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. L'alloggio in cui andammo ad abitare si trovava in un grande edificio. Le famiglie che in quell'estate del 1942 erano state deportate avevano dovuto abbandonare tutto ciò che possedevano. Ora il caseggiato ospitava solo famiglie di poliziotti e di lavoratori indispensabili ai tedeschi. Per questo noi ci sentivamo abbastanza al sicuro. Voilà. L'ultima moda del 39.
Per male che vada, possiamo sempre spostarci nella casa vicina e di lì in un'altra ancora e così via. Sai che divertimento. Io lo so dove vanno i treni, me l'ha detto mio padre. Vanno a Majdanek. Majdanek, che dov'è? Vicino a Lublino, oppure vanno a Treblinka? Sì, a Treblinka, è là che vanno. Non è vero un bel niente. Mio padre dice... Ma sta zitta, tu e tuo padre. Mia nonna abita a Lublino. Cosa fanno a Treblinka? Fanno il gas. Ti metto la testa dentro. Sia lodata la madre del Signore. Cara la mia bambina. Come sei diventata magra. Su, smettila di piangere, Sofì. È pronta la colazione? Sì. Ti ho preparato la cioccolata, dammi la sciarpa. Oh, tesoro. Basta adesso, che la bambina ha fame. Sì. Vieni. Ragazzi, indovinate chi c'è? Oh, correte, correte ragazzi, è arrivata. Oh, bambina mia. Nina! Ciao. Come sono contenta. Zia Nina. Basta adesso. Su, vieni con me. Nina, Può restare qui fino a domenica, ti prego. Ma sì, d'ora in avanti rimarrà sempre con noi, va bene? sul serio? Sì. Fantastico! Ma la soffocate. Dormire nella mia stanza. Sì, Nina avrà la tua stanza e tu dormirai con Paolo, va bene? Sì, sì, ecco, benissimo. faremo così. Grazie. Anche Nina prenderà lezioni di Adesso piano. che bisogno c'è di pensare a queste cose? C'è tempo, no? Tu sei dunque la nostra piccola Danka. Che magnifici capelli hai, mia cara. E lei è lo zio, vero? Sì, madre superiore. Vedrai che ti piacerà qui da noi, figliola. Il collegio in questo momento è ancora un po' deserto. La scuola ricomincia soltanto lunedì e la maggior parte delle ragazze è ancora a casa. Questi sono Alice e Crisia. Ti mostreranno tutto loro. Siamo dei parenti di Janina Davidovic. Stavamo appunto venendo a Parigi. Sì, certo, però vede, noi vorremmo portarla via adesso. Scusatemi un attimo. Lei non porterà via nessuno dal gruppo. Il suo nome è Sì, nel passaporto ma- collettivo. Janina, questo è tuo cugino Adam. Non ti ricordi di me? Ci siamo conosciuti prima della guerra, a Kalisz. Sì, noi invece non ci conosciamo. Io sono Mariella, la sua fidanzata. Siamo venuti qui a prenderti. Come avete fatto a sapere che ero qui? Abbiamo chiesto notizie ogni giorno al Comitato Trasporti polacco. Che cosa significa apprenderla? Che resterà qui con noi.